Ieri partigiani, oggi terroristi, sempre antifascisti. Il cartellone scritto in rosso è stato trovato da alcuni studenti all'interno dell'aula studio dell'Università di Padova, nel quartiere Portello. Nei bagni numerose scritte con il pennarello nero contro la polizia, siglate con la A cerchiata a firma dei gruppi anarchici. La Digos della Questura di Padova è intervenuta dopo la chiamata degli studenti al 113 e ha avviato le indagini per individuare i responsabili. Lo striscione che era appeso sopra la lavagna dell'aula studio chiamata da tutti il pollaio è stato rimosso dagli agenti che hanno poi catalogato tutte le scritte fatte nei muri e nelle porte dei bagni. Non è la prima volta che a Padova compaiono scritte contro la polizia, la più violenta, quella a novembre del 2024, proprio davanti alla questura, dove venne scritto l'unico sbirro buono è quello morto, ma è la prima volta che vengono riscontrate scritte all'interno dell'università. Solidarietà alla polizia e agli appartenenti alle forze dell'ordine è stata espressa dal governatore del Veneto Alberto Stefani, che ha condannato il gesto. È un fatto inaccettabile che prende di mira il lavoro degli uomini e delle donne della polizia al servizio dei cittadini e della sicurezza di tutti. Lascia l'amaro in bocca a considerare che simili oltraggi sono stati trovati proprio all'interno dell'Università di Padova, luogo storicamente di confronto civile e di rispetto della libertà, ha scritto in una nota il presidente Stefani. Vicinanza al questore Odorisio e agli agenti anche da Luca Zaia. A Padova, città di cultura, sapere e libertà, episodi come questo devono trovare una risposta ferma e unitaria da parte di tutte le istituzioni, ha detto Zaia.